Ben ritrovati. Turismo, sport e calcio. Un aspetto tornato attuale dopo la pandemia e in occasione del terzo scudetto del Napoli Calcio. Il turismo sportivo a livello mondiale, valutato in termini di arrivi internazionali, rappresenta ben il 10% dell'industria turistica complessiva. La vacanza motivata per svolgere attività fisico-sportive è in ampia crescita, soprattutto fra i giovani, con età compresa fra 25 e 40 anni. In Italia 20 milioni di persone praticano uno sport e nel 2019, prima della pandemia, i partecipanti agli eventi sportivi sono stati circa 32 milioni, con un contributo dello 0,5% sul prodotto interno lordo italiano. A Napoli, per lo scudetto del Calcio Napoli, il turismo calcistico sino al mese di giugno 2023 determinerà un valore aggiunto rispetto al quadro già esistente di turismo, valutabile in oltre 18 milioni di euro. Un dato interessante è che la metà dei turisti sportivi acquisterà anche oggetti ricordo legati al Napoli Calcio. Questo ci fa intuire le ampie potenzialità del merchandising in Italia, ovvero della vendita di oggetti con il marchio delle squadre di calcio, in relazione a quello che già accade ampiamente in Inghilterra, Spagna e Germania. Un ampio saluto e buon turismo calcistico.